Alle 4.04 una forte scossa di terremoto, 4.3 della scala Richter, con epicentro localizzato tra l'Alpago e Barcis, a cavallo delle province di Belluno e Pordenone, e ipocentro a una profondità di 11 km, ha fatto tremare l'intero nord-est. Per fortuna non si segnalano danni, ferite e vittime. Subito al lavoro i ricercatori del centro sismologico di Udine. Da almeno 35 anni nella zona del sisma non si verificava una scossa di tale intensità. L'ultima, 4.0 secondo la scala Richter, si verificò nel 1977. La paura è stata tanta, molta gente in strada in quasi tutte le località coinvolte. La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia non segnala danni. Numerose chiamate sono giunte ai Vigili del Fuoco e alla provincia di Pordenone, ma l'allarme è durato poco. Neppure in provincia di Udine segnalati danni. Lo comunica in una nota il presidente Pietro Fontanini, sottolineando che la vicenda conferma che le costruzioni del Friuli hanno seguito dopo il 1976 i canoni antisismici. Fontanini chiede quindi alla popolazione di dominare le paure collettive, di restare uniti e di controllare gli stati d'ansia legittimi ma non utili per mantenere la coesione e la calma. Dai monitoraggi fatti l'attività sismica è sempre stata nella norma, anzi gli esperti tengono a precisare per l'ennesima volta che non ci sono analogie tra i fenomeni in atto in Emilia e l'attività sismica in Friuli. Gli stessi precisano che l'energia prodotta dallo sciame sismico in corso nell'Emilia Romagna nelle ultime settimane non sono sufficienti a innescare una reazione a catena da poter collegare con la scossa avvenuta questa notte tra Veneto e Friuli.